Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio anche a coloro che mi seguono da YouTube perché siamo in diretta anche su YouTube, quindi contemporaneamente siamo in diretta anche su YouTube. Salutiamo tutti i miei carissimi follower che mi seguono da TikTok. Come al solito questa è una live di compagnia, ovvero il salotto del maestro Cleo. Ciao Vincenzo, un abbraccio forte a te e tutta la Germania. Ciao Ciccia, buon pomeriggio anche a te, benvenuto nella mia live, grazie. Buongiorno anche a Lari da YouTube, ciao Lari, buon pomeriggio. Allora salutiamo anche Milena Castillo. Ah, Milena Castillo, buon pomeriggio.
Allora, ciao Adele, Lio, eccoci qua, il mio solito caffettino, me lo gusto in vostra compagnia. Adè, ci sono i pazzi, Adè, non immagini nemmeno, avrei tanto da raccontare. Una cosa è certa che io ci metto, una cosa è certa, io ci metto sempre la faccia, sono me stesso. Devi valutare, sai cosa? Che il sottoscritto, se vai a vedere una delle mie prime live di TikTok, parlo di TikTok, e la vai a paragonare a quella di adesso, di quella che sto facendo adesso, sono sempre io, non ho cambiato una virgola. E se vai a vedere una delle mie dirette televisive di quando avevo 19 anni su YouTube e la vai a confrontare con quella di oggi, non cambia niente. Ciò vuol dire, sono sempre io, sempre me stesso. Caffè preso. Vabbè, vabbè, vabbè. Allora, salutiamo tutti gli amici che ci seguono da YouTube, quindi un abbraccio forte. Non leggo i commenti su YouTube, magari sì, faccio in tempo a leggerli perché YouTube non escono fissi i commenti. Fammi vedere. Ah, ecco qua, ho trovato il modo però, eh. Ciao Francesco, buon pomeriggio. Ho trovato il modo su YouTube. Quando escono i messaggi riesco a leggerli. Allora, vediamo. Allora, salutiamo Laura dall'Armi. Laura, no, non si fanno domande. Mi dispiace, è una live di saluti. Ripeto sempre, vi dovete abituare che i consulti con il Sandone di Avella si pagano. Non sono uno qualsiasi, sono un personaggio pubblico, sono un professionista del settore e i miei consulti sono a pagamento. Se no, fatevi il giro perché ci sono tanti bravi cartomanti. Buon pomeriggio Francesco, anche a te ti auguro una buona serata. Carissima Adele, ci sono persone false su questo pianeta che tu non hai proprio idea. E guarda, ricordati, queste sono tutte persone che ho aiutato io, scemo, capito? Io sono il più scemo della terra. Queste sono persone che io ho aiutato. Capito? Perché sono scemo. Perché io sono scemo. Io sono una persona talmente buona che poi vengo maltrattato da cotesti personaggi che io stesso ho creato. Carissimo Cleo, sei il re dei scemi.
sei il re dei cieli, ma oggi non più, oggi non più. Oggi per me le persone non esistono più, esisto solo io. E così lo prendiamo in saccoccia, sì. Questi personaggi, carissima Adele, il sottoscritto, il Sandone di Avella, li ha imparati a stare davanti alle telecamere, li ha imparati a saper muoversi davanti alle telecamere, imparate a dire di quello che si doveva dire davanti alle telecamere, come uscire in televisione, capito? Se vai a parlare con questi personaggi, loro sono i numeri uno. Non hanno nemmeno le palle di dire grazie al Sandone di Avella oggi io esisto. Non ce l'hanno le palle. Ti spiego quando sono imbecilli. Questo personaggio un giorno disse: Cleo, mi puoi fare, alcuni anni fa, Cleo, mi vuoi fare un piacere, mi vuoi creare un sito web? Perché io so anche creare sito web, no? Allora tu devi sapere che per poter creare un sito web richiede indispensabilmente un'email, no? Bisogna chiedere, cioè mi occorre un'email tua per poter realizzare un sito web, per entrare e uscire dal sito. Allora io gli chiesi l'email, lui me l'ha dato, gli creai questo sito web. Disse che io avevo chiesto a lui l'email perché io volevo entrare poi nel suo sito per rubargli i clienti. Quello non lo conosce nessuno. Un puzzato ti fa. Prendi il reddito di cittadinanza, tanto rispetto per chi se lo merita. Io volevo prendere i clienti su, io, il Sandone di Avella, che ho un portafoglio di clienti che tu non immagini nemmeno. Se no io non starei qui a fare le live senza fare i consulti, no? Se avrei bisogno mi metterei qua come fanno tutti dalla mattina alla sera con le carte in mano. Ma non mi interessa perché ho, ringraziando il Dio, ho una vasta clientela, no? Ma ci rendiamo conto, questa è una delle piccole cose che ho raccontato, una delle piccole situation, una delle piccole, immagino con che malate mentali ho avuto a che fare nella mia vita. E quante volte si è spacciato con il mio nome, non lo sai, quante volte si è spacciato come Sandone di Avella. Ma che ne sai, che ne sai? Che ho dovuto subire io da questi 4 ladruncoli. Buon pomeriggio Sofia, buon pomeriggio a te, grazie. Se tu sapessi, Adele, se tu sapessi, se ti racconterei degli ametodi, tu andresti al manicomio, ma veramente originale, perché sapessi solo, mamma mia. Ma le persone capiscono come non capiscono, no? La gente è stupida, la gente, le persone sono amanti,
sono amanti degli stupidi. Mi devi dire come si fa a dare dei soldi per un lavoro, quello che sia, a uno che io non vedo nemmeno il viso. Cioè, come si fa? A uno che tu non... E allora con questo devi capire tutto. E tra di loro stanno contro, capisci a me, l'altro con l'altro, stanno urtando, hanno fatto sempre questo, capito? Hanno sempre fatto questo. Ma hanno capito la parola veggente cosa vuol dire, Sofia? Hanno capito il termine di veggenza cosa vuol dire? Ciao Enrico D'Amato, buon pomeriggio, grazie. Sì, perché l'altro è uno più pazzo dell'altro. Perché le donne che l'hanno fatto pagare varie volte, capito? Enrico D'Amato, hai visto Christopher, ti ricordi? No, no, non lo conosco proprio. Io conosco un solo Christopher che sarebbe un mio allievo, attenzione, un mio allievo che sta sulla zona di Napoli, sulla zona di Nola, lui fa studio a Nola e si chiama Christopher. L'altro non lo conosco proprio, Enrico. Sofia, non so se tu hai visto le mie live di veggenza quando ho dimostrato addirittura come era fatta l'abitazione, i colori che portavano addosso. Non so se avete seguito queste mie live. Adele l'ha seguito sicuramente, tu non so se tu l'hai seguito. Poi non l'ho fatto più perché ho sempre fatto questo in televisione. Non l'ho fatto più perché su TikTok non mi meritano come personaggio, diciamo, di veggenza. No, non lo conosco, carissimo Enrico. Lui opera a Monte Carlo, fammi capire. Lui opera a Monte Carlo. Io sinceramente è la prima volta che lo sento nominare. Ti ripeto, conosco solo Christopher che è un mio allievo. Allora Enrico, ma tu è semplice capire se questa persona vale oppure no, eh? È semplice capire se vale oppure no. Basta andare su YouTube, vai su YouTube, scrivi il nome di questo personaggio e vedi che cosa trovi. Oggi funziona così, eh? Vedi che cosa trovi su YouTube di questo personaggio. Così ti renderai conto se è una persona che vale oppure no. E che c'ha su YouTube? C'ha qualcosa di importante della sua vita, della sua storia, oltre i video che facciamo così tutti quanti. C'è una testimonianza, che ne so, di qualche video importante che lo rappresenta, che... No, lascia perdere i complimenti, li possiamo fare tutti. È un personaggio che si è occupata la RAI di questo personaggio, la Mediaset, voglio dire, perché sono cose importanti queste. Capito? Non guardare i video che tutti possiamo fare e possiamo creare. Capito cosa intendo io? È lì che devi vedere.
Buon pomeriggio Delfina. Non lo conosco, ti ripeto, non posso aiutarti, non ho la mia più pallida idea. Io quando parlo di vedere su YouTube, proprio per vedere se è un personaggio che è stato in qualche televisione importante, in qualche trasmissione importante, voglio dire, no? Ad esempio, ho fatto la vita in diretta 2 volte. Stare alla vita in diretta non è un gioco, voglio dire, non è una trasmissione di poco valore. Capito cosa intendo io? Allora bisogna, oggi fa paura, oggi ci sono tanti lupi in agguato, quello è tutto il discorso. Io a livello nazionale puoi chiedermi di Odelma, Mago Odelma, tanto per dire, è un carissimo amico che abbiamo fatto alcune puntate televisive media su Rai 1, quindi conosco, è un personaggio conosciuto. Puoi dirmi del mago Gabriel che non c'è più, è morto, pace all'anima sua, il famoso Gabriel, come anche l'altro che non c'è più, il mago di Arcella. Stiamo parlando di grossi calibri, capito? E quindi se mi parli di uno che io non l'ho sentito mai, ti ripeto, conosco un solo Christopher, è un mio allievo che sta sulla zona di Nola. Questo signore, ahimè, mi dispiace, non ho avuto modo di conoscerlo. Tutto qua. Allora, grazie a voi nuovi che mettete il segui, così vi arriverà la notifica non appena io sarò di nuovo in live. Grazie, grazie, grazie. Pupatella, un abbraccio a Pupatella, la mia moderatrice. Hai capito chi era il mago di Arcella, carissima amica mia? Ma hai capito chi era il mago di Arcella? Il mago di Arcella era un cartomante sensitivo che ha fatto il sindaco del paese suo per 2 volte, per 2 mandati. Ad Arcella, provincia di Avellino, mi sembra. Arcella, così mi sembra. Ha fatto il sindaco 2 volte per 2 mandati al suo paese per farti capire chi era il mago di Arcella. Ai ai ai, a occhio è uno strumento, diceva mio nonno, la bocca è un grandissimo strumento. Basta saperlo usare questo strumento. Ciao Antonia, tutto bene? Come mi vedi? Mi vedi bene o mi vedi male?
Ma tu hai capito di chi stai parlando? Stai parlando di una persona che lo schifano tutti. La gente quando lo vede lo evita perché lo schifano. Ho detto tutto. Quindi, qua la magia. La colpa è del Sandone di Avella, solo mia la colpa. Se no, alcuni personaggi che stanno su TikTok si puzzavano di fame grazie al Sandone di Avella. Grazie Antonia. Ma vedi Antonio, ti dico una cosa importante, io lo stavo a dire all'amica Adele, Adele Lio. Essere se stessi è bello, sì, ma non puoi mantenere, se sei te stessa, non puoi mantenere il ritmo sempre uguale. No, no, perché sei te stessa. Tu mantieni sempre lo stesso ritmo quando tu reciti. Allora mi metto qui live e faccio i live sempre nello stesso modo, nel senso prendere per il culo la gente. Ma siccome questo non lo so fare, sono sempre me stesso, dipende come mi alzo al mattino. Se un giorno mi alzo dal letto che mi girano, io trasmetto anche a voi tutti il mio girare. E come mi alzo al mattino, questa è la cosa più bella che ci possa essere, perché ti fa capire quando una persona è se stessa. Ti trovi? Tap 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 e condivisioni, date una mano al convento. Allora, quando si sta davanti alle telecamere o davanti a un telefonino, come adesso io sto davanti alle telecamere, non sto davanti al telefonino, sia ben chiaro, perché io trasmetto da uno studio televisivo, da un piccolo studio televisivo e ho davanti a me una telecamera che trasmette la mia immagine. Quando si è davanti a delle telecamere, se sei una persona che ha esperienza come me, allora io ci sto tranquillamente, parlo come voglio, non mi emoziono più di tanto, non mi fa niente perché sono 45 anni che faccio televisione. Chi magari non sa stare davanti a una telecamera si deve mettere lì e deve recitare la sua parte ogni giorno. E vedete altre live di alcuni personaggi, dicono sempre le stesse cose, sempre le stesse cose perché se l'hanno imparata a memoria. Quello è tutto il discorso. Quella Simone, buon pomeriggio. Tutto a posto Simone? Poi ragazzi, stamattina mi sono rigenerato. Ne avete visto la foto che ho cacciato stamattina nella mia live? Stamattina sono stato in montagna, alle ore 6 io stavo già in montagna, voi dormivate e io alle ore 6 stavo in montagna e sono sceso alle ore 9, mi sono divertito in montagna, aria fresca, rigenerato, colazione in montagna con quello che passa la natura ed eccomi qua. Perché io sono il Sandone di Avella. No, lo dico perché fa rabbia agli altri. Allora io lo devo sempre ricordare, se no questi non si arrabbiano.
Mannaggia, Bubba, mannaggia. Che manicomio. Sì, fa caldo di nuovo. Mo si organizzano pure perché, carissimi amici, quando dico una cosa io lo potete, ve la posso firmare perché quando parlo io so quello che dico. Tanti di questi adesso già so chi è. Prepara dei bei video, chiamano a chi devono chiamare, pagano per farsi fare dei video bellini, carini, e li vanno a pubblicare su YouTube e poi vanno a scrivere tutti i commenti positivi sotto, sono sempre loro, credetemi. Io i commenti addirittura l'ho disattivato, se andate su YouTube i miei video non potete commentare perché sono disattivati i commenti. Figuriamoci un po' di che vogliamo parlare. Ai ai ai, se parlo io, se parlo io. Sì, l'altro account è ancora bloccato, ma mi sembra che giorno 20 fino al giorno 24. Ciò vuol dire che giorno 25 possiamo trasmettere sull'altro profilo. E camma fa? La gelosia purtroppo è una brutta bestia. Salazar si sono svelati i misteri. Quali Salazar? Che è successo? Tienimi informato. E Pupetto subito l'ha mutito. Perché? Vediamo prima cosa vogliono dire. Antonio Motta, buonasera, ma sei stato pure sul Napoli International trasmissione? Perché Napoli International a chi trasmetteva? Il Sandone di Avella. Napoli International ho fatto per lunghi anni abbiamo fatto Napoli International sul segnale Sky. Su Sky, segnale Sky, Napoli International. Lo so, adesso. Restano nel loro sfottò. Restano nel loro sfottò. Di più, carissimo Simone, come no? Prima, sì, Napoli International più o meno, sì. Armando Licade, Michela, per 2 tempo Armando, è tempo perso. Sì, un altro mio operaio, un altro mio allievo, andò. Questo è un altro che mi copia uguale, perfettamente preciso. Quanti guai che ho creato io, mamma mia. Quanti guai che ho creato, quanti guai che ho creato io. Quanti ne ho creati, mamma mia. Quanti ne ho creati. Questo qui che hai detto tu, Lello, era un mio cameraman. Ciò vuol dire lavorava per me, gli davo il mensile e lui doveva venire dietro di me
e occuparsi delle telecamere quando stavo in diretta nelle televisioni. Doveva occuparsi della mia immagine, pensi tu a te. Mm? Lui si doveva occupare della mia immagine, anni 90. Poi, diventato cartomante, è il numero uno, mai una volta dire in televisione devo ringraziare il Sant'Antonio di Avella, però in privato me lo dicono, in privato quando ci incontriamo, Cleo, grazie a te, grazie a te, grazie a te, oggi sono quello che sono. In privato te lo dicono faccia a faccia, ma se lo devono dire in TV non te lo dicono. Si sanno riguardare bene i cavoli loro. E questi sono i personaggi, vedete? Sì, come no. Quando ci incontriamo, ci salutiamo. Buongiorno, buonasera. Io sono amico con tutti. Buongiorno e buonasera con tutti. Io so chi sono io, però. Io so chi sono io. Quindi quando dicono perché vi chiamano maestro, perché io sono stato il maestro di tanti di loro. Tanti di loro sono stati miei allievi e ancora prima sono stati miei operai, io li pagavo. Settimanalmente gli davo la settimana, ognuno doveva fare il proprio ruolo, chi faceva da autista, chi da cameraman, chi da guardia del corpo, ma non lo dico io. Questa è storia, ragazze, è storia, non lo dico io, lo sanno tutti. Chi mi conosce bene lo sa. E purtroppo questa è la vita, vedete, questa è la vita. Non devi aiutare mai nessuno, perché tu a quello lì che aiuti, poi un giorno te lo trovi contro. Allora fate tap tap e condividete questa live. Sì, lui è stato un grandissimo. Sì, Antonio, è così, è così. Poi hanno comprato il mazzo di carte e sono tutti lettori di carta, bravo, sono tutti cartomani. Però la cosa bella, se tu vai in una live di questi personaggi e gli vai a chiedere, ma tu conosci il Sant'Antonio di Avella? Sai cosa dicono, cosa rispondono? No, non lo conosco, è la prima volta che lo sento nominare. Vedi quando sono falsi. Con questo ho detto tutto, questa è falsità però, è falsità, è falsità. Ma io quando parlo lo dico perché posso dirlo, perché io ho delle prove, io ho dei video, ho dei filmati di prova, io ho le prove. Bravo, poi faccio il suo nome, non me ne frega proprio. A me finché non mi danno fastidio, tutti filiamo, tutto si... non me ne frega proprio.
Nel momento che mi danno fastidio, io caccio i video fuori, faccio vedere i video su TikTok, le verità glieli faccio vedere. Con me non si scherza. Loro lo sanno che proprio di me questi personaggi non possono parlare, perché ho le testimonianze dei video, delle trasmissioni televisive insieme. Ho delle prove, li metto a figura di merda, capito? E quello è il forte di me, che io conservo tutto. Ho dei video, ho dei filmati che li farei fare, sai, quante figuracce. Emily, non faccio consulti gratuiti, io non lavoro gratis, Emily. I miei consulti vanno pagati dietro l'appuntamento preso su WhatsApp. Metterti in coda, l'attesa di un giorno, 2 giorni massimo, puoi avere un consulto con me. E non lo so, Andò, questo lo devono dare loro una spiegazione logica. Io più volte in queste mie live ho fatto il nome dei miei maestri illustri che mi hanno iniziato, perché ne sono fiero di essere, diciamo, istruito dai più grandi sensitivi della storia della cartomanzia o della sensibilità. E ringrazio questi personaggi, se no io oggi non ero nessuno. Ciao Lilli, buon pomeriggio. Ma questo è un lavoro, carissimo Antonio, che con la bocca dicono tante di quelle stronzate. Ecco perché poi ti rivolgi a uno di loro, si prendono i soldi, non ti fanno un cazzo perché non sanno fare un cazzo, e tutto qua. Poi ti bloccano, non puoi avere più nessuna comunicazione con loro, e qui sono appezzottate, capito no? Ma una domanda, la sensibilità è un dono oppure un'arte acquisita? Se non ce l'hai, non ce l'hai, carissimo Antonio. La sensibilità ci devi nascere. Il sensitivo è un prescelto, è un dono che nasci con quel dono. Sei un prescelto dalla natura divina. Quindi bisogna dimostrare, io più volte ho dimostrato in queste mie live come si fa a indovinare senza far parlare una persona e sapere la vita di una persona. Spesse volte ho dimostrato tanto, ma qua con la bocca ti fanno delle domande, tu rispondi e loro se ne vanno piano piano, siepa e si appoggiano sulle parole che tu dici. Alla fine ti dicono ciò che tu vuoi sentirti dire. Questo per me non vuol dire essere sensitivo, questo vuol dire essere una persona scaltra, o no? Fatemi capire cosa vuol dire la sensitività con la scaltrezza. Un'altra cosa, Antonio, visto che tu ci sei e stai facendo delle domande, sono 3 anni che ho lanciato la sfida a tutti i cartomanti di TikTok. Sto ancora aspettando che qualcuno mi chiama. 3 anni ho lanciato la sfida.
di sfidare a tutti i cartomanti di TikTok. Sto ancora aspettando. Fammi capire. Dici, ma tu chi ti crede di essere? Io nessuno. Però ho capacità per poter dimostrare davanti a un pubblico, e io se sapevo dare i numeri all'otto li davo a te, non me li giocavo io, ma sei proprio imbecille allora. Hai capito? Andò, questo è il fatto. E allora di che vogliamo parlare? Facciamoli fare, finché incontrano gli imbecilli, finché incontrano le persone che li credono. Va, va. Secondo voi, io dopo 45 anni di attività non sarei capace di mettermi in live a fare le carte gratis dalla mattina alla sera? Non troverei il pollo da spennare, secondo te? Ma in cambio di che cosa? Io sono me stesso, a me mi devono amare per quel che sono. E credetemi, almeno in Campania, qualsiasi cosa succede nelle famiglie, qualsiasi cosa, si rivolgono solo al Santone di Avella. Perciò io sono fiero di me stesso. Domanda seria, Enzo, quali sono i servizi che mi... Va bene. Cartomanzia, veggenza, sensibilità, ritorni d'amore, legamenti d'amore, liberazione di negatività, fatture, malocchie, tutto quello che rappresenta il mondo esoterico, con massima garanzia al 100%. Di questo mi occupo io, tutto qua, di tutto di quello che rappresenta, visto che sono un ritualista da 45 anni nel settore. Ma non tutti i ritorni d'amore si possono effettuare, non tutti i legamenti d'amore si possono effettuare. Bisogna capire prima la storia, la tua storia qual è. Devo capire la tua storia, devo vedere se sei tu che non sei buono o è la tua compagna che non serve. E poi, se è il caso, ti dico, ho la possibilità di poter agire con il 90%, il 100%, 110%. Bisogna analizzare i problemi, capisci? Così si lavora. Non è perché per rubarmi i soldi, sì, si può intervenire, si può fare, sì, come no, no, non funziona così. Tanta gente io non li prendo proprio in considerazione perché vedo che non ci sono gli estremi per poter intervenire. Perché dopo ascoltato la storia me ne accorgo che lui non è buono, me ne accorgo che lui è una persona violenta e allora dico mi fai il piacere, va a giocare con le scimmiotte in piazza, va. Il prezzo non lo dico mai come fanno tanti grandi illustri. Ti posso solo dire che sono una persona che prende il giusto, sono modesto e non prendo tanto. Solo questo posso dire. Mentre gli altri si prendono 3.000, 4.000, 5.000 euro. Io prendo il giusto che sia. Schizofrenico, meno male, ha trovato Rom, schizofrenico, ma io sono più schizofrenico di te. Vedete come vanno in rabbia i cartomanti? Questi sono tutti cartomanti, profili falsi perché non hanno le palle di affrontarmi faccia e faccia e quindi fanno profili falsi per entrare nella mia live. Ma mi dovete dire, questo schizofrenico che entra nella mia live e scrive ma fa l'om rinale, secondo voi che interesse c'ha? Mi potete rispondere gentilmente?
Mi potete dire che interesse c'ha questa persona nei miei riguardi? Ciao Sonia, ben entrato in live, grazie. Sono cartomanti che mi temono, stanno tutti nervosi, agitati, perché la mia presenza li infastidisce. Mentre voi andavate a fare i ricottari torno con le donne, io facevo i sacrifici in televisione per crearmi il nome, per farmi conoscere, per farmi apprezzare, mentre voi andavate torno a fare i ricottari. Avete capito? So io, vi conosco molto bene ognuno di voi, abbiate fede. Sì, sì, Simone, me l'hai ricordato. Meno male che tenga a Simone, Simone, mi hai ricordato, mannaggia la capa tu. Parlare troppo qua si secca in canna. Malefica che dice, buon pomeriggio maestro, l'invidia è una brutta bestia, purtroppo sono proprio ridicoli. E che lo dice a fare? Super ridicoli. Così facendo stanno facendo capire al popolo che mi segue che veramente il Santoro di Avella vale qualcosa. C'ho gli operai a lavorare per me, vedete? Simone è l'infermiere virtuale del Santoro di Avella, bravo. Simone, ho bevuto, ma mi asciugo pure il musino, perché si su qua a parlare, fare le live, ragazzi, è pesante, sto a tirare la carretta. Enzo, perché bevi acqua? E caccia bevi rovina, Enzo? Io bevo solo acqua. Fa caldo, parlare troppo, la gola si stringe, quindi dobbiamo bere, bere, bere. Saluto a tutti quelli che mi stanno seguendo su YouTube, perché sto in diretta anche su YouTube. Sì, sì, per la perdita di liquidi. Mio nonno, quando faceva caldo, diceva che la televisione diceva che bisogna bere molto liquidi. Io trovavo che a Damigiani 5 litri di vino a tavola. L'acqua è per la perdita di liquidi, pupatella, mentre il vino è per la perdita di capo. Mannaggia, mannaggia.
TikTok sta schiattando in colpo, ragazze. Abbiamo rilevato una mancanza di attività durante la tua live attuale. Completa la verifica per continuare la tua live attuale. E se me la fai verificare. Ma che l'ho schifato proprio, devo togliere questa piattaforma di mezzo per trasmettere, devo trasmettere dall'iPad per forza. L'ho quasi schifata. Tre minuti e 6 secondi per la verifica. Vediamo. Se cado, rientro di nuovo, ragazzi. Vedi quest'altro, è bello rubare i soldi alla gente, la pelle della povera gente. Perché mi stai vedendo fare cartomanzia? Mi vedi rubare a me? No. Cartomante di strapazzo! Cartomante di strapazzo! Ciao Lulu! Ragazzi, se cade la live rientro subito, Vediamo che vuole fare TikTok. Ma ormai, carissimo Simone, io sto al centro dell'attenzione, do fastidio a questi quattro ladri. Felice Sciosciamocca, mi disputasse Mocca, Adeca Sciosciamocca, mi disputasse proprio Mocca. Vediamo. Ragazzi, se cade la live è il tempo di andare di nuovo in live, mi organizzo subito e andiamo di nuovo in live.